L'Università Popolare di Sora, nata con lo scopo di fornire un servizio culturale ai cittadini adulti della città e del territorio, appronta ambienti di apprendimento innovativi con un'offerta formativa fatta dei primi corsi, seminari e laboratori per soddisfare un bisogno di conoscenza dei cittadini dai 18 anni in su, in gran parte inespresso. Sabato 12 marzo, nell'Auditorium Vittorio De Sica, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Sora, l'associazione ha incontrato i media locali, le altre istituzioni e le associazioni cittadine per presentare ed illustrare l'offerta formativa dell'università ed informare sull'avvio dei corsi, sui programmi e sui metodi. Le università popolari in tutto il mondo sono un servizio culturale per gli adulti. Si tratta di insegnamenti di vario tipo, dalla più antica alfabetizzazione primaria, cioè insegnare a leggere e scrivere, alle forme più ricche di oggi. Parliamo di una cultura che si propone proprio per il riequilibrio culturale del territorio, dei gruppi umani, ma anche delle età della vita. Quindi ci rivolgiamo ai cittadini dei 18 anni in su con un'offerta formativa che non è solo la proposta di conoscenza, quindi non si tratta di acquisire, di accumulare conoscenze, ma di farlo, perché comunque va fatto, senza separare le conoscenze dalla cittadinanza attiva. Quindi tutto quello che faremo avrà un'impronta formativa. Da gennaio, inventandoci i venerdì di Meyer Ross, abbiamo tirato la testa fuori, abbiamo detto uscire definitivamente dal web. Quindi incontrarsi è quello che facciamo ogni venerdì con i soci vecchi e nuovi per discutere dell'offerta formativa, però anche della crisi che stiamo tutti attraversando, perché dopo le paure della pandemia oggi dobbiamo fare i conti con quelle che sono proposte dalla guerra. Il Comune di Sora è vicino all'Università Popolare perché diffonde conoscenza anche della storia del nostro territorio, volta alla crescita culturale e spirituale di ogni persona. Siamo qui per manifestare la nostra vicinanza e il nostro incoraggiamento a questa iniziativa. E Professor De Litis, insieme con tutta l'Università Popolare, è qui al centro della nostra città per diffondere conoscenza. È un momento storico particolare, di informazioni ce ne arrivano tantissime dai media, da internet, ma non è sempre facilissimo gestirle. Ecco, ciò che mi piace molto del metodo dell'Università Popolare è diffondere conoscenze, non informazioni, darci quindi anche la capacità di poterle comprendere meglio ed elaborare. E poi il loro impegno per promuovere tutte quelle che sono le cose preziose dal punto di vista culturale della nostra città. Molte delle loro iniziative sono proprio per la valorizzazione della nostra storia, del nostro patrimonio artistico e quindi sono assolutamente al nostro fianco, l'amministrazione al fianco dell'Università Popolare per la promozione di questa iniziativa. Tra le socie docenti dell'Università Popolare, Manuela Cerqua, che mette a disposizione il proprio sapere sulla storia antica e dell'archeologia del territorio. Finalmente ci presentiamo alla cittadinanza, ci presentiamo al territorio. Ho cercato di impostare il corso che presento in modo seminariale, quindi con delle lezioni in presenza, dei laboratori e delle uscite sul territorio sia di Sora che della provincia, in modo da creare una sorta di turismo di prossimità, diciamo, anche con realtà importanti vicine a noi e creando collaborazioni con altri comuni, altri musei, altre associazioni e altre università popolari, in particolare con l'Università Popolare di Veroli, dove replicheremo, diciamo, in senso inverso questo corso.